Ha festeggiato la sua edizione numero 45 con un grande successo e 178 atleti ai nastri di partenza la corsa della Befana a Malamocco, gara podistica non competitiva organizzata dall'Associazione Civica Malamocco in collaborazione con la Radiantistica e con il patrocinio dell'Unione Nazionale Cavalieri d'Italia sezione di Venezia. Malamocco che ripropone puntualmente ogni 6 gennaio questo evento per dare esempio e per essere da apripista a tutti quelli che vogliono celebrare una giornata per lo sport. 2 i percorsi, 66 bambini hanno affrontato una gara di 2 km, gli adulti, 80 uomini e 32 donne, uno splendido tracciato di circa 10 km tra mare e laguna che, come ricorda la memoria storica della manifestazione, questa manifestazione compie 45 anni, esattamente 2 anni più vecchia della Suez sopra i ponti. È nata quasi per gioco così, perché erano 36 bambini. La vittoria del 2020 nel maschile è andata ad Andrea De Stares che in 38 minuti ha preceduto sul traguardo Leonardo Allegri e Massimo Guadagni. Me la sono giocata con il ragazzo delle Fiamme Oro che è stato molto bravo, alla fine nell'ultimo chilometro c'è stato un cambio di ritmo e sono riuscito a staccarlo. Tra le donne trionfo in rosa per Michela Vianello che dopo aver superato Samantha Gavagnini e Antonella Rosan ha così commentato il suo exploit. Non me l'aspettavo, l'ho scoperta all'arrivo di essere la prima. La gara è stata bella come sempre perché mi ricorda la mia infanzia, perché io sono nata qui. Ma tutti, e non è una frase fatta, possono considerarsi i veri vincitori della giornata di sport e festa. Noi siamo molto contenti, un saluto particolare da questo antico borgo e un abbraccio sportivo a tutti quanti.